Buonasera a tutti, sono Giorgia Mindi, sono un'insegnante del liceo classico titolare al liceo Pigafetta di Vicenza e attualmente in distacco presso l'ufficio scolastico regionale per il Veneto. E ci occupiamo oggi di didattica delle lingue classiche e in particolare di didattica digitale integrata, appunto applicata alle lingue classiche. Ecco, condivido una PowerPoint per una migliore visione. Che visione del PowerPoint. Ecco, come vi dicevo, l'argomento appunto di oggi è lingue classiche e didattica digitale integrata. Allora, si tratta di un argomento alquanto importante in questa fase che stiamo vivendo ed è per questo motivo che vorrei iniziare con una famosa e celebre appunto frase di Galileo Galilei: dietro ogni problema c'è un'opportunità. In effetti, quello che stiamo vivendo, appunto la situazione emergenziale che stiamo vivendo, è un problema che ha avuto ricadute importanti sulla scuola. Vorrei però cogliere questa difficoltà che stiamo vivendo come un'opportunità per rivedere la didattica delle lingue classiche. E in particolare, scusate, ma c'è una... Ecco, in particolare c'è da dire che il dibattito sulla integrazione del digitale nelle lingue classiche è un dibattito molto acceso ormai da diversi anni e in questo dibattito ci sono docenti che sono assolutamente favorevoli all'integrazione del digitale nella didattica, in quanto ritengono che sia necessario un rinnovamento nella didattica delle lingue classiche con un'apertura al digitale, perché altrimenti sarebbe, secondo loro, difficile attivare un apprendimento significativo privo del digitale che costituisce in qualche modo il quotidiano dei nostri studenti. Dall'altra parte ci sono invece docenti che sono contrari, in quanto rimangono un po' più legati alla didattica tradizionale e quindi non considerano il digitale un valore aggiunto nel processo di insegnamento-apprendimento, anche ai fini di un maggiore successo formativo. Il digitale però nella didattica delle lingue classiche entra nel momento in cui diventa una strada obbligata a causa della situazione emergenziale che stiamo vivendo. Dobbiamo quindi considerare in qualche modo questa situazione un'occasione per riconsiderare la didattica delle lingue classiche e l'integrazione appunto in essa del digitale. Il digitale nella didattica di lingue classiche può essere vissuto da ognuno di noi come un'opportunità, ma anche come una criticità. Di sicuro ci sono elementi positivi e altrettanti però elementi negativi. Proviamo ad esaminarli insieme. Innanzitutto c'è da dire che dal punto di vista, secondo me, di un apporto positivo del digitale è che con il digitale più facilmente ricorriamo a metodologie innovative di insegnamento, metodologie che in qualche modo sviluppano maggiore autonomia e responsabilità nell'apprendimento. Dall'altra parte diversifichiamo maggiormente i nostri processi didattici, quindi c'è una maggiore personalizzazione, quindi una maggiore inclusione degli studenti e siamo portati a non valutare più il prodotto, ma a valutare il processo di apprendimento. Dall'altra parte però c'è da rilevare, e lo rileviamo ogni giorno, che c'è una difficoltà nell'insegnamento con il digitale, perché l'abbiamo visto nella didattica a distanza, lo vediamo nella didattica anche integrata, che molto spesso si accusa un'assenza di relazione. La relazione che instauriamo entrando in una classe non è la stessa relazione che si instaura dietro a un PC. C'è una difficoltà di concentrazione da parte degli studenti che molto spesso fanno fatica a seguire diverse lezioni una dietro l'altra, appunto, ed essere seduti davanti a un PC per ore e ore.
e nello stesso tempo bisogna rilevare che ci sono delle difficoltà nello sviluppo di alcune competenze quando appunto si attua una didattica a distanza. Allora, proviamo ad esaminare quindi le opportunità e le criticità della didattica digitale e proviamo un attimo a capire come possiamo appunto cercare di superare le criticità. La didattica digitale integrata favorisce il ricorso a metodologie innovative, dicevamo. Possiamo pensare a queste metodologie come la didattica breve, all'apprendimento cooperativo, la didattica capovolta, ma anche il dibattito, la didattica per progetti. Sono tutte le metodologie che vengono tra l'altro consigliate nelle linee guida per la didattica digitale integrata nel decreto ministeriale numero 89 del 7 agosto 2020. Metodologie innovative che favoriscono il protagonismo degli studenti. La classe, infatti, con il digitale in qualche modo si trasforma, non è più solo un luogo di trasmissione di contenuti, ma diventa molto più spesso un'agorà culturale, un'agorà di confronto, di rielaborazione, di costruzione condivisa e collettiva del sapere. Che cosa vuol dire? Che lo studente con queste metodologie diventa in qualche modo ehm, più partecipe del proprio processo di apprendimento, non, tra virgolette, subisce la trasmissione di sapere, ma lo costruisce in modo partecipato. Quindi, oltre all'acquisizione di abilità e conoscenze, costruisce competenze di carattere disciplinare e anche trasversale. Attraverso il digitale, inoltre, ci viene richiesta anche una maggiore diversificazione delle proposte didattiche e di conseguenza una maggiore personalizzazione dei percorsi di apprendimento. Dobbiamo infatti alternare a delle video lezioni in modalità sincrona con attività in modalità asincrona, da svolgere in autonomia, attività che possono essere svolte singolarmente oppure a coppie oppure a gruppi, seguendo naturalmente le indicazioni fornite dal docente. Possono essere proposte attività laboratoriali, nonché attività di recupero e potenziamento anche a piccolo gruppo e anche con il docente oppure uno studente con funzione di tutor. Tutte queste possibilità che ci vengono offerte dal digitale fanno sì che in qualche modo diversifichiamo le nostre proposte didattiche con un maggior rispetto degli stili e dei ritmi di apprendimento, nonché anche delle diverse intelligenze. Un altro aspetto positivo che mettevo in luce della didattica digitale integrata è che ci siamo resi conto quanto sia difficile la valutazione con la modalità a distanza. Ecco, molto ci siamo chiesti se sappiamo quanto sia stato vivo il dibattito sul fatto che delle prove a distanza possono essere un po' più critiche perché lo studente può magari copiare più facilmente. Però la cosa, secondo me, importante da dire è che forse questo ci ha portato a ragionare sul fatto che non possiamo valutare il singolo prodotto, ma dobbiamo valutare il processo di apprendimento. Quindi, al di là delle modalità valutative tradizionali e convenzionali, come le verifiche scritte o le verifiche orali, è necessario andare a valutare i prodotti che hanno realizzato gli studenti su assegnazione di compiti, di attività singole oppure di coppia o di gruppo. Dobbiamo valutare anche la qualità dei processi attivati, nonché il livello di interpretazione e di rielaborazione dei contenuti che hanno raggiunto gli studenti, le strategie di azione adottate, nonché la disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo e il processo di autovalutazione che mettono in gioco, oltre naturalmente allo spirito di autonomia, di responsabilità e all'intraprendenza dello studente. Come vedete ho realizzato in qualche modo un puzzle per dire che tutti questi aspetti vanno a permetterci, se noi li valutiamo, e nel loro insieme ci permettono di valutare quello che è il processo di apprendimento dello studente e lo possiamo fare attraverso delle griglie di osservazione, attraverso delle rubriche di competenza che proprio mettano in evidenza l'apprendimento avvenuto. Adesso esaminiamo però quelle che sono invece le criticità che una didattica digitale comporta. Innanzitutto l'assenza di relazione, è la cosa di cui forse ci siamo più resi conto, ad esempio nella fase del lockdown, quanto ci siano mancate le relazioni.
e di questo si accorgono soprattutto gli studenti che riescono a interagire poco in alcuni casi se non attuiamo delle metodologie adeguate. La gestione della classe è fondamentale. La gestione della classe è una gestione anche della dimensione emotiva della classe. Dobbiamo sempre considerare che una proposta didattica può essere considerata efficace quando è alta l'interazione tra il docente e i propri studenti e tra gli studenti stessi. Quindi quando noi siamo in digitale dobbiamo preoccuparci ancora di più di questo aspetto, cioè se entrando in classe salutiamo i nostri studenti e iniziamo la nostra lezione, nel momento in cui siamo a distanza dovremmo ancora di più riuscire a gestire la dimensione emotiva degli studenti. In che modo? Favorendo il coinvolgimento emotivo degli studenti, favorendo l'interazione con gli studenti e tra gli studenti. Come possiamo farlo? Possiamo farlo con attività progettate a partire dal saper fare degli studenti. Ecco, questa è una cosa fondamentale. Quando proponiamo delle attività diciamo che hanno delle richieste troppo basse per gli studenti, ma anche se proponiamo delle attività troppo alte rispetto al saper fare degli studenti, di conseguenza non avremo un coinvolgimento da parte dello studente, si sentirà o passivo appunto perché la richiesta è troppo bassa oppure in difficoltà perché è troppo alta e quindi difficilmente avrà un coinvolgimento emotivo e la sua interazione sarà attiva. D'altra parte possiamo proporre esperienze educative stimolanti, arricchenti, che arricchenti in che senso? Lo studente deve rendersi conto che attraverso queste esperienze va ad accrescere le proprie competenze, quindi esperienze che lui vive come utili, ciò che utile coinvolge e di conseguenza aumenta il coinvolgimento. Momenti di discussione, momenti di confronto che facciano sì che i ragazzi parlino con noi e che parlino tra loro e lavori naturalmente a coppie o di gruppo. Un'altra difficoltà nella didattica digitale, in particolare a distanza, è la difficoltà di concentrazione. Ecco, molto abbiamo discusso come docenti sul fatto che lo studente sia spesso costretto a stare per ore dietro a un PC e naturalmente cali il livello di attenzione. Quando quindi progettiamo una lezione in didattica a distanza o in didattica digitale integrata, dobbiamo pensare che non è una semplice trasposizione di contenuti svolti e di metodologie adottate in didattica in presenza. Deve cambiare la nostra progettazione. In che modo? Dobbiamo diversificare le proposte didattiche, dobbiamo progettare attività sostenibili da parte degli studenti nelle metodologie e anche nei tempi. Dobbiamo bilanciare le attività sincrone con quelle asincrone e presentare delle proposte didattiche che rispettino i loro ritmi di apprendimento. Dobbiamo ridurre proprio in termini di tempo la trasmissione dei contenuti rispetto alla didattica in presenza. Dopo vedremo come. Cioè se in una lezione possiamo dedicare quei 15-20 minuti, che è la soglia di attenzione di solito di uno studente, nella trasmissione dei contenuti, nel momento in cui siamo a distanza questi tempi si riducono ulteriormente e quindi dobbiamo tenerlo in considerazione. Dobbiamo poi focalizzare la lezione quindi sulle conoscenze e sulle competenze importanti e dobbiamo richiedere feedback continui su quanto viene proposto. Lo studente deve sentirsi attivo nel proprio processo di apprendimento e quindi durante le nostre lezioni dovremmo in qualche modo richiamare sempre la loro attenzione. In base a quanto abbiamo appunto rilevato rispetto alle opportunità e alle criticità di una didattica digitale, penso che sia chiaro che adattare la nostra progettazione, la progettazione dell'attività educativa e didattica in presenza alla modalità integrata, significa inserire la nostra proposta didattica in una cornice pedagogico-metodologica che metta al centro lo studente del proprio processo di apprendimento in modo da sviluppare la propria autonomia, la propria responsabilità, che in qualche modo vada a rimodulare le progettazioni didattiche, andando a individuare quelli che sono i contenuti essenziali, i nodi interdisciplinari e anche gli apporti dai contesti non formali e informali all'apprendimento. Inoltre dobbiamo individuare le metodologie più adeguate.
Ecco, dobbiamo quindi in qualche modo sposare un modello. Questo è il modello che io preferisco perché riconosce il fatto che l'integrazione del digitale nel processo di insegnamento costituisce un valore aggiunto solo e soltanto se permette la realizzazione di attività proposte, la realizzazione di proposte didattiche che in qualche modo presentino in modo molto ben amalgamato gli aspetti contenutistici, pedagogici e tecnologici. Quindi solo quando non riusciamo a realizzare un'attività didattica che presenti un equilibrio tra la dimensione del contenuto, dell'aspetto pedagogico e dell'aspetto tecnologico, vuol dire che si verificherà un apprendimento significativo dei nostri studenti. Quindi io direi che per raggiungere questo equilibrio, una delle metodologie più adeguate sia quella della didattica capovolta che vedremo insieme nelle prossime slide. Quindi quando noi dobbiamo progettare una lezione di lingua classica e didattica digitale integrata, dobbiamo, secondo questo modello, per integrare appunto gli aspetti contenutistici, pedagogici e tecnologici, dobbiamo porci tre domande. Quali sono i contenuti didattici da trasmettere? Qual è la cornice pedagogico-metodologica che intendiamo adottare? E quale tecnologia intendiamo utilizzare. Proviamo a rispondere quindi insieme a queste tre domande. Quali contenuti nella didattica digitale? Gli obiettivi di apprendimento nella didattica tradizionale sono essenzialmente trasferiti nella didattica digitale, non c'è una diversificazione di contenuti, per cui sono essenzialmente gli stessi. Quali andiamo a prendere in considerazione? Quindi io partirei dal quadro di riferimento ministeriale per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta appunto dell'esame di Stato, perché focalizza proprio quelli che sono i nuclei tematici fondamentali della lingua e della cultura latina e greca. Nuclei tematici sono due macro competenze. La prima è la conoscenza della lingua greca e della lingua latina come strumento imprescindibile per comprendere l'antico. L'antico, naturalmente, i suoi riflessi sul mondo moderno e contemporaneo. L'altra macro competenza è la padronanza degli strumenti di indagine e interrogazione dei testi, sia greci che latini, al fine di giungere a una corretta interpretazione anche in una prospettiva diacronica di confronto con le epoche seguenti e con l'epoca contemporanea. Due macro competenze sono gli obiettivi che sono naturalmente alla base del nostro insegnamento quotidiano. Possiamo dire che la conoscenza della lingua greca e della lingua latina è la macro competenza del primo biennio, che poi naturalmente viene però potenziata nel secondo biennio e nel quinto anno, mentre la padronanza degli strumenti di indagine e di interrogazione dei testi si avvia nel primo biennio, ma si sviluppa in modo particolare nel secondo biennio e nel quinto anno. Per quanto riguarda gli obiettivi specifici di apprendimento, non possiamo fare altro che riferimento alle indicazioni nazionali che vanno a delineare quali sono proprio gli obiettivi di apprendimento, quali le competenze linguistiche che devono acquisire i nostri studenti proprio per comprendere e tradurre i testi d'autore. Attenzione che ci definiscono, le indicazioni nazionali ci chiariscono una cosa importante. Bisogna evitare l'astrattezza grammaticale, quindi fatta di regole da imparare, spesso da imparare a memoria, perché bisogna invece andare a privilegiare l'insegnamento di quelle strutture morfosintattiche che sono utili alla comprensione del testo e quindi all'acquisizione di un metodo rigoroso per la traduzione. La traduzione deve essere vista d'altro canto come un processo, quindi lo studente deve imparare a formulare ipotesi e a verificarle per poi motivare le proprie scelte appunto di traduzione. Quindi traduzione e traduzione dei brani della lingua greca e della lingua latina sono gli obiettivi di apprendimento previsti nel primo biennio. Per quanto riguarda invece il secondo biennio e il quinto anno, si avvia lo studio della letteratura, quindi cambiano le competenze e le competenze richieste sono quelle di leggere, comprendere e tradurre testi di autore di vario genere, mettere a confronto anche con la lingua italiana e con le altre lingue straniere moderne,
conoscere naturalmente i testi in modo diretto per metterli anche a confronto con testi e opere di altri autori, anche di altre lingue e anche di altre epoche. Naturalmente le indicazioni nazionali ci danno anche l'idea di quelli che sono gli autori e le opere da affrontare nel triennio. Cosa ricaviamo da queste indicazioni nazionali? Oltre a ricavare gli obiettivi specifici di apprendimento, che abbiamo naturalmente scorso velocemente, ma che naturalmente tutti abbiamo presenti, c'è da dire che queste indicazioni nazionali prevedono che la nostra didattica sia una didattica per competenze e che la didattica per competenze sia fondamentale nella didattica a distanza, penso che lo abbiamo verificato di giorno in giorno. Quali sono quindi le competenze che dobbiamo sviluppare? Innanzitutto la competenza di traduzione. Ecco, una cosa che ci tengo a dire è che spesso lo studente non ha presente che conoscere una lingua non è diciamo, requisito sufficiente per tradurre in modo corretto. Infatti la capacità di tradurre non è una diretta conseguenza della conoscenza di una lingua. E lo studente può essere effettivamente molto preparato dal punto di vista grammaticale, quindi conoscere tutte le strutture morfosintattiche, ma avere difficoltà nella traduzione. Questo perché la capacità di tradurre è una competenza a sé stante che richiede una didattica mirata nella didattica in presenza quanto nella didattica a distanza, nella didattica digitale integrata. Come possiamo sviluppare questa competenza? Dobbiamo dedicare diverse lezioni alla metodologia della traduzione, durante le quali andiamo a problematizzare il concetto di traduzione. Ecco lì, se siamo a distanza, vi faccio anche una proposta didattica, che è quella di utilizzare lavagne virtuali. Una lavagna virtuale che ho utilizzato per questa lezione è quella appunto di un Padlet, una lavagna virtuale ad utilizzo libero, quindi, ed è anche molto facile da utilizzare. Che cosa abbiamo? Nient'altro che una lavagna virtuale nel quale chiederemo in 3 colonne di eseguire un compito. Nella prima colonna chiediamo allo studente di definire che cosa vuol dire traduzione, nella seconda colonna quali sono le abilità richieste da questo processo, nella terza colonna difficoltà che comporta. Basterà condividere questa lavagna virtuale con i nostri studenti e ognuno di loro potrà dare il proprio apporto. E come vedrete alla fine avremo una lavagna praticamente condivisa in cui ognuno in modo collaborativo ha scritto la propria definizione di traduzione e ha elencato abilità e difficoltà legate ad essa. È molto interessante l'utilizzo di questa lavagna virtuale perché ci permette poi, riprendendola nella lezione successiva, di arrivare insieme a quella che è la definizione di traduzione e a delineare quali sono appunto le abilità richieste e a ragionare su di esse e le difficoltà che comporta la traduzione. Dopo questa prima lezione si potrà fare un passo avanti, poi, che andrà poi via via approfondito, quello di riflettere sui topoi della teoria della traduzione. Quindi bisognerà riflettere con gli studenti se sia da preferire una traduzione libera oppure letterale. Sappiamo quanto sia acceso il dibattito su questo aspetto. Potremmo anche ragionare con i nostri studenti se sia opportuno o no, diciamo, corredare il testo tradotto con delle note critiche che vadano a giustificare le proprie scelte nella fase di traduzione. E poi possiamo naturalmente dedicare diverse lezioni all'uso corretto dei dizionari. Ecco, a volte si fa l'errore di dedicare del tempo all'uso corretto dei dizionari soltanto all'inizio del primo biennio, e invece sarebbe opportuno riprendere queste lezioni anche in itinere, via via che si affrontano i vari argomenti grammaticali. A una buona conoscenza della teoria della traduzione deve seguire naturalmente la pratica della traduzione. Una pratica della traduzione che richiede che si riduca al minimo la lezione frontale. La lezione frontale deve essere ridotta al minimo perché bisogna invece favorire le lezioni laboratoriali, in modo tale che gli alunni siano protagonisti nel processo di traduzione. La lezione laboratoriale, lo sappiamo, è molto più facile da gestire in presenza, ma può essere comunque realizzata con successo anche a distanza. E in questo ci aiutano naturalmente diverse
piattaforme. In alcune è già prevista la divisione in stanze, per cui attribuiremo una stanza ad ogni gruppo. In altre invece dove non è prevista la suddivisione in stanze, possiamo dividere i nostri ragazzi in gruppi e attivare videoconferenze parallele. A ogni gruppo forniremo un link in modo tale che lavorino nello stesso tempo, appunto condividendo un'attività laboratoriale. Possiamo farlo anche semplicemente condividendo una lavagna virtuale come Padlet che abbiamo visto prima, che può essere condivisa con tutti i nostri studenti, e possiamo farlo condividendo naturalmente un modulo Google. Laboratorio di traduzione. Nella didattica in presenza, in un laboratorio di traduzione possiamo presentare un testo. Nella didattica a distanza diventa più difficile perché abbiamo detto prima che bisogna ridurre i tempi e di conseguenza non dovremo proporre un testo intero da tradurre, ma dovremmo proporre dei brevi passi che dovranno essere selezionati appositamente perché appartengono o perché contengono difficoltà a livello lessicale o perché contengono delle difficoltà a livello sintattico oppure perché appartengono a delle tipologie testuali specifiche che vogliamo affrontare perché vanno a stimolare delle riflessioni o dei confronti. E sempre questo può essere fatto attraverso la divisione in stanze o attraverso la lavagna virtuale. Se proponiamo un testo breve perché presenta delle difficoltà lessicali, possiamo richiedere che lo studente lavori quindi sul lessico e possiamo chiedere ad esempio di realizzare delle schede lessicali settoriali comprensive di frasi idiomatiche attraverso proprio l'utilizzo delle nuove tecnologie. Lo può fare attraverso semplicemente Word, quella che ad esempio vedete nella slide è una mappa sul lessico militare che è realizzata con Smart Art di Word, quindi molto semplice, può essere poi naturalmente condivisa con il docente e i propri compagni, ma può essere anche realizzata su una lavagna virtuale o con altre applicazioni per la realizzazione di mappe. Se scegliamo invece un brano e selezioniamo una parte breve perché presenta delle difficoltà a livello sintattico, potremmo chiedere agli studenti di realizzare gli schemi ad albero che vanno proprio ad evidenziare quella che è la struttura sintattica del periodo che abbiamo scelto. Un'altra attività che possiamo fare che si rende fattibile anche a distanza è quella di dedicare delle lezioni alla lettura e all'analisi di esempi di buone e cattive traduzioni, la cosiddetta traduzione contrastiva. Questa è molto positiva perché va a sviluppare un approccio critico sia al testo da tradurre che al testo tradotto. E in questo caso, nella slide vi ho riportato proprio un Padlet in cui nella prima colonna vediamo un testo latino che è quello che lo studente deve tradurre. Nella seconda colonna abbiamo una proposta di traduzione in italiano, nella terza colonna un'altra ulteriore proposta di traduzione in italiano e nella quarta colonna una traduzione in inglese. Che cosa chiediamo allo studente in questo caso? Chiediamo innanzitutto di arrivare a una propria traduzione, confrontando le due traduzioni in italiano che abbiamo fornito. E potremmo anche poi chiedergli di motivare le proprie scelte. Non solo, potremmo anche chiedere di confrontare la traduzione in italiano con la traduzione in inglese, facendogli ragionare anche in un'ottica comparata sulle scelte adottate nella resa. C'è da dire che l'ottica comparata è essenziale per gli studenti. Dobbiamo infatti già dal primo biennio proporre alcuni elementi fondamentali di grammatica in modo contrastivo tra italiano, latino e greco. Questo innanzitutto riduce i tempi, pensate a quando affrontiamo, non so, la subordinata finale, prima in italiano, poi in latino, poi in greco. In ottica comparata riduciamo assolutamente i tempi. Inoltre è questa della comparazione un'abilità richiesta anche dalla prova scritta. Se noi pensiamo alla appunto seconda parte della prova e nella domanda 2 si chiede proprio spesso se la prova è mista
di andare a comparare alcuni aspetti o morfologici o lessicali o sintattici o testuali dei due testi che vengono proposti nelle due lingue. Quindi allo studente viene chiesta che questa abilità sia già stata sviluppata. Come possiamo farlo? Possiamo farlo attraverso anche proprio la realizzazione, vi riporto l'esempio di prima, dove la stessa mappa, anziché essere praticamente realizzata in una sola lingua, viene realizzata nelle tre lingue. Quindi una mappa sul lessico militare può essere richiesta in lingua italiana, ma anche, come vedete nella seconda riga in giallo, in latino ed anche naturalmente in greco, come vedete nelle caselle rosa. Quindi abituiamo gli studenti sin dal primo biennio a mettere in comparazione lessico, morfologia e sintassi nelle tre lingue, perché quest'ottica comparata gli sarà di aiuto nel secondo biennio e nel quinto anno. Un'altra attività che dobbiamo fare è quella dell'autocorrezione. Ecco, spesso, anche talvolta per mancanza di tempo, siamo noi a fornire la correzione della traduzione ed è questo un errore. E dovremmo sempre di più stimolare gli studenti a un'autocorrezione, perché lo studente deve rendersi conto dei propri errori per poterli correggere e dobbiamo anche di conseguenza favorire quello che è il processo di autovalutazione, in modo tale che lo studente acquisisca la consapevolezza della complessità dell'operazione richiesta appunto nella traduzione e dall'altra parte si renda conto di quali sono le proprie capacità. Ecco lì riporto nella slide una griglia di autovalutazione in cui per ogni abilità nella fase di traduzione viene richiesto allo studente di attribuirsi un punteggio che va da un minimo di 0 a un massimo di 3, a seconda se l'abilità la considera acquisita, non acquisita oppure acquisita a livello base, intermedio, avanzato. E questa griglia può essere naturalmente fornita in didattica in presenza cartacea, ma può essere trasferita su un modulo Google nel caso in cui ci trovassimo in didattica a distanza o comunque se volessimo utilizzare la didattica digitale. Un'attività importantissima che viene richiesta dalle indicazioni nazionali per sviluppare la competenza di traduzione è inoltre la lettura di testi classici. Lettura di testi classici che deve essere proposta sin dal primo biennio. Testi classici che forniremo in traduzione se sono complessi oppure in lingua originale se sono semplici. Come possiamo presentare questi testi? Innanzitutto il ragazzo deve percepire che si tratta di un compito di lettura reale, cioè deve rendersi conto di qual è lo scopo e la ragione per la quale noi chiediamo che quel testo venga letto. Molto spesso, anche nella scelta delle versioni, stiamo attenti all'aspetto grammaticale, ma stiamo poco attenti a dare un senso a quello che stiamo proponendo. Quindi quello che io consiglio è che quando scegliamo una versione, un testo da far leggere, che questo testo venga inserito all'interno di un percorso tematico o un percorso di civiltà. Così lo studente capirà l'utilità della lettura di quel testo. E potremmo quindi poi chiedere un'attività sul testo per verificarne appunto la comprensione, che può essere la classica scheda libro, la recensione del libro, ma può essere anche una recensione su Padlet, come abbiamo visto prima, se ci troviamo a distanza. Utilizzo immediato, ogni studente può diciamo, scrivere la propria considerazione, positiva o negativa, sulla lettura svolta. Un ulteriore passo potrebbe essere quello di richiedere un book trailer. È un'attività molto stimolante per lo studente. Si tratta proprio della realizzazione di un video. Potremmo chiedere ai nostri studenti di realizzare un book trailer da proporre ad altre classi della propria scuola e per promuovere la lettura di un testo, di un libro, di un classico. È una attività molto stimolante perché lo studente si trova a lavorare col digitale. Sappiamo che comunque è molto più, tra virgolette, noiosa per uno studente nativo digitale occuparsi di una scheda libro o di una recensione di un libro appunto in maniera cartacea piuttosto che naturalmente in digitale. Per fare un book trailer possono essere utilizzate varie applicazioni
sono anche a titolo gratuito, sono facili. Di tutte queste che vi ho indicato nella seconda colonna, si possono vedere facilmente dei tutorial, e quindi l'utilizzo, vedrete che i ragazzi tra l'altro sono spesso più bravi di noi nel digitale, quindi non hanno nessuna difficoltà nel approcciarsi a questa attività che è alquanto stimolante. A volte basta semplicemente chiedere loro di selezionare quelle frasi che più l'hanno colpito nella lettura e corredarle di immagini di una colonna sonora, e il book trailer è praticamente pronto e visibile. Per passare a un'altra comprensione, a un'altra competenza richiesta dalle indicazioni azionali, ci occupiamo di competenza di comprensione. Ecco, la competenza di comprensione non è mai da sottovalutare. Molto spesso si pensa che la competenza di lettura, comprensione sia avvenuta, sia stata sviluppata già nei primi anni di scolarizzazione, e invece non è così. È una competenza che è in continua evoluzione, e quindi gli individui devono in qualche modo perfezionarla nel corso della propria vita. Quindi non diamo mai per scontato che alla lettura consegua una comprensione corretta. Anzi, molto spesso ci troviamo di fronte al fatto che lo studente abbia tradotto in modo automatico da una lingua che può essere greca o latina alla lingua italiana, senza però che sia avvenuta la comprensione del testo. Quindi sulla comprensione del testo dobbiamo lavorare molto nel primo biennio, in modo tale da andare a attivare delle strategie cognitive adeguate. Cosa possiamo fare? Innanzitutto possiamo far sì che lo studente impari a fare previsioni dal titolo del testo che proponiamo, dalla contestualizzazione. Ecco, è importante che un testo da tradurre sia sempre corredato di qualche riga di contestualizzazione, e nonché fare previsioni anche dalla lettura del testo. Ecco, questo è importantissimo, è una fase che spesso i nostri studenti non prendono in considerazione. Se avete presente, quando consegniamo un compito, una versione da tradurre, di solito la reazione immediata è aprire il dizionario, senza talvolta nemmeno leggere il titolo, e tantomeno le righe che di solito seguono il titolo di contestualizzazione del testo, e senza a volte leggere interamente il testo. Quindi abituiamo i nostri studenti invece a questa strategia di fare previsioni, perché è fondamentale, perché dal titolo, dalla contestualizzazione, dalla lettura del testo si attivano quelle conoscenze pregresse rispetto al tema del testo, che favoriscono la comprensione e di conseguenza la traduzione del testo stesso. Possiamo poi chiedere al nostro studente di rappresentare il testo tradotto, perché è fondamentale questa operazione, perché lo studente riuscirà a rappresentare il testo tradotto solo nel momento in cui è avvenuta la comprensione. La stessa cosa si dice per il riassunto. Lo studente riuscirà a riassumere il testo tradotto solo nel momento in cui la comprensione è avvenuta. Se siamo a distanza, possiamo fare queste operazioni, ad esempio, sempre attraverso una lavagna virtuale. Quindi condividiamo un testo da tradurre su Padlet e chiediamo di andare a fare appunto previsioni dal titolo, dalla contestualizzazione, dalla lettura del testo, e questa fase può essere gestita anche sotto forma laboratoriale nella didattica a distanza. Un'altra strategia cognitiva da attivare è quella di rispondere alle domande di comprensione. Ecco, nella didattica a distanza, se forniamo un testo breve da tradurre perché i tempi sono ridotti, corrediamolo con domande di comprensione, ed è fondamentale questo, anche con il rischio maggiore che c'è di copiatura, diciamocelo, a distanza di una traduzione. E le domande di comprensione ci aiuteranno a capire se effettivamente il testo è stato tradotto e compreso dallo studente. Domande di comprensione che saranno o di comprensione generale del contenuto, oppure su dettagli informativi, oppure anche di connessione tra ciò che viene letto nel testo e le conoscenze già possedute. Un'altra operazione importante che possiamo proporre è quella di generare domande dal testo, relative sempre al testo in generale o ai concetti più importanti, o
al significato specifico di alcuni termini. Anche qui lo studente riuscirà a generare delle domande per i propri compagni soltanto nel momento in cui avrà compreso il testo. Un'altra cosa importante è che già dal primo biennio, come dicevamo prima, ci deve essere un approccio al testo come strumento per riflettere sul mondo contemporaneo, perché dobbiamo sempre tenere presente che per lo studente nativo digitale a volte studiare la grammatica può risultare pesante. Allora, deve, dicevamo prima, anche tenere presente l'utilità di questo studio e quindi deve subito applicare le proprie conoscenze e abilità in un compito reale che è proprio la lettura di un testo classico che gli permetta di diciamo, essere collegato ad un percorso tematico di civiltà che gli faccia capire l'utilità del testo. Dobbiamo quindi attivare delle discussioni sulle parole, sul significato, sul tema presentato. Dobbiamo quindi attivare delle discussioni sul significato di ciò che è stato letto e per capire anche come individuare analogie e differenze tra il brano proposto e il tema affrontato nella stessa disciplina o in altre discipline. Quindi proporre percorsi di civiltà, percorsi interdisciplinari, percorsi tematici e far scrivere commento ai testi. Tutte queste approcci, diciamo, attivi al testo fanno sì che lo studente si approccia alle lingue in modo positivo. Nel triennio poi è necessario potenziare gli strumenti che insegnano ad estrarre il significato contenuto nelle informazioni testuali e a potenziare la capacità di creare connessioni tra le conoscenze provenienti dai vari testi per elaborare una propria idea di quanto letto. E questo potenziamento può avvenire proprio attraverso lo studio della letteratura. Sappiamo bene quanto un testo possa suscitare infinite interpretazioni, quindi noi dobbiamo abituare gli studenti a decodificare le intenzioni dell'autore, procedere per ipotesi e fare congetture su quella che è appunto l'intentio operis e cogliere naturalmente l'intertestualità. Quindi per interpretare un testo in modo corretto, lo studente deve abituarsi a collocarlo all'interno dell'opera e collocarlo all'interno del sistema letterario, della tradizione e del canone di autori e testi. Per far questo dobbiamo abituare lo studente anche a realizzare delle mappe. È infatti di grande aiuto far costruire nel percorso di apprendimento delle mappe a completamento per grandi temi, come ad esempio il tema dell'amicizia, dell'esilio, lo si affronta spesso, non so, in prima, poi lo si trascura. Invece se noi facciamo costruire una mappa a completamento, nel corso del quinquennio questa mappa potrà essere arricchita via via dalle letture dei vari testi che proponiamo. Potranno realizzare delle mappe a completamento di confronto sincronico-diacronico, quindi paralleli tra passato e presente. Ecco, lì vi ho nella slide ho indicato appunto una possibile mappa che può essere realizzata in digitale attraverso varie applicazioni che consentono proprio la realizzazione di mappe mentali anche collaborative, quindi che possono essere realizzate anche in attività di gruppo. Possiamo poi richiedere anche di predisporre linee del tempo dei fatti storici, degli eventi culturali, ma anche di un genere letterario, ecco, quindi, o anche del corpus di un autore. Queste linee del tempo potranno essere realizzate anche queste con delle app apposite che vanno a danno la possibilità di realizzare delle linee temporali aggiungendo contenuti multimediali anche quali immagini, oltre naturalmente al testo. Quindi è importante perché ci può essere anche un'integrazione di risorse multimediali nella linea del tempo che facciamo realizzare dai nostri studenti. Possono inoltre predisporre schemi di riepilogo. Ecco, uno schema di riepilogo può essere anche una semplice tabella realizzata in Word oppure una mappa mentale appunto realizzata con un'applicazione. La cosa importante è che questi schemi servono molto soprattutto perché possono essere integrati nel corso del quinquennio. In particolare, se pensiamo allo studio della letteratura, pensiamo ad esempio all'evoluzione di un genere. Proporre uno schema da andare a integrare via via nel corso degli anni serve.
Quando ad esempio pensiamo a un genere come la satira, o qualsiasi altro genere letterario, lo si comincia talora in terza e naturalmente lo si termina in quinta. E anche in vista della prova scritta è importante, ad esempio, far realizzare degli schemi che vadano a riepilogare qual è l'evoluzione di quel genere letterario. Ma uno schema di riepilogo può essere fatto anche per un tema, in modo tale che nello schema su un determinato tema si mettono in evidenza le connessioni per analogia oppure per differenza tra i saperi, oppure con il proprio vissuto, o anche con l'attualità, in particolare anche in previsione dell'insegnamento dell'educazione civica trasversale. E questi schemi di riepilogo possono essere fatti nella didattica naturalmente in presenza, ma possono essere fatti anche nella didattica a distanza con le mappe mentali di tipo collaborativo. Nella seconda tabella che vedete infatti realizzata, ad esempio sullo stesso tema facciamo riflettere gli studenti proponendo due testi. Il tema è quello dell'esilio, proponiamo un testo di Seneca e un testo di Isocrate per farvi un esempio e chiediamo loro di schematizzare gli elementi positivi che emergono dall'uno e nell'altro e gli elementi negativi. Nella terza colonna andiamo a chiedere in questo schema di riepilogo che lo studente vada a indicare quali sono le letture che nel corso del proprio percorso scolastico ha svolto su questo tema e quali esuli, tra virgolette, ha incontrato nel proprio percorso di apprendimento. Questi schemi di riepilogo facilitano proprio le connessioni tra i saperi, che è una competenza appunto richiesta. Come vi dicevo prima, oltre alla didattica per competenze, sulle quali è fondamentale riflettere, possiamo riflettere anche sulla didattica capovolta, che come vi dicevo prima, secondo me è uno dei metodi da preferire nella didattica a distanza, perché va proprio a ribaltare quella che è capovolgere, lo dice la parola stessa, a capovolgere la struttura della lezione tradizionale e ottimizza il tempo scuola. Ecco, abbiamo detto prima che dobbiamo ridurre i tempi delle nostre lezioni perché aumenta la difficoltà di attenzione e di concentrazione con il digitale e questa metodologia ci aiuta in questo, perché le ore di lezione verranno utilizzate soltanto per approfondire i contenuti disciplinari, per approfondire argomenti, per risolvere problemi complessi, per svolgere delle attività di carattere laboratoriale. E in questa metodologia è molto importante il fatto che si crei un coinvolgimento da parte dello studente e un clima di fiducia, perché lo studente è in questo caso chiamato ad apprendere anche individualmente alcuni contenuti e quindi si instaura un clima di empatia, di fiducia relazionale tra il docente e lo studente nel processo di apprendimento. Nella didattica capovolta distinguiamo tre momenti, un momento propedeutico che è quello che si svolge a casa e nel quale praticamente che cosa succede? Il docente assegna a casa delle risorse che possono essere anche multimediali, può essere un link, può essere un video relativo a un determinato argomento. Questa risorsa multimediale costituirà in qualche modo l'introduzione ed andrà a trasmettere i primi contenuti sull'argomento. Lo studente a casa che cosa farà? Prenderà visione di questi materiali e svolgerà eventuali attività che vengono proposte dal docente. E questo è tutto ciò che può essere svolto quindi in modalità asincrona, rispettando i tempi di apprendimento dello studente. In modalità sincrona, quindi in aula, c'è il momento operativo vero e proprio. Che cosa succede in questo momento? Lo studente ha già acquisito dei contenuti in modo autonomo, rispettando i propri tempi, e li utilizza mettendoli in gioco in un'attività che viene proposta in classe. Quindi un'attività che mette in gioco competenze per risolvere un problema nuovo, per realizzare un prodotto che viene appunto richiesto dal docente. Nel momento conclusivo, che si svolge sempre in aula, il docente andrà a valutare insieme agli studenti i prodotti che sono stati elaborati in modo tale da fissare i nodi concettuali e guidare la classe verso la rielaborazione condivisa di quanto si è appreso. Se siamo a distanza, nulla di più facile perché l'assegnazione di risorse anche multimediali può avvenire attraverso la condivisione di un link sulla propria piattaforma che si utilizza a scuola o anche la condivisione di un canale YouTube. E il prodotto che può essere realizzato può essere una presentazione interattiva o può essere anche la realizzazione di un video interattivo.
Quindi sono attività, quelle della didattica a capovolta, facilitate nella didattica digitale. Se applichiamo la didattica digitale, la didattica capovolta alle lingue classiche, cosa possiamo fare? Allora, quello che io ho trovato molto interessante è la lettura autonoma di testi classici. Allora, noi di solito siamo abituati a, purtroppo il modello un po' tradizionale che a volte acquisiamo è quello di spiegare un autore di letteratura, latina o greca che sia, partendo dalla vita, poi affrontiamo le opere e affrontiamo i testi. I testi li leggiamo spesso in classe e analizziamo con gli studenti il testo dal punto di vista, quindi lettura, comprensione, analisi, stilistica, retorica e poi arriviamo a un commento. Ecco, diciamo che molto spesso in questa lezione abbiamo noi la parte, tra virgolette, vincente, cioè siamo noi a leggere, commentare, analizzare. Ecco, nella didattica capovolta non è così. Che cosa favorisce la didattica capovolta? Favorisce il fatto che noi dobbiamo affidare delle attività agli studenti. Quindi proponiamo la lettura autonoma di un testo classico, anche di un autore non noto, e vi assicuro che gli studenti vi sorprenderanno in questo. Testi che scegliamo perché sono legati a percorsi tematici o di civiltà e chiediamo agli studenti di attivare le proprie strategie cognitive, quali quello di fare previsioni, come abbiamo visto prima dal titolo, o rappresentare il testo, individuare il messaggio, il pensiero, il punto di vista di chi scrive, scrivere un commento, metterlo in relazione con altri testi. Quindi la prima cosa da fare nella didattica capovolta applicata alle lingue classiche è assegnare per casa semplicemente un testo classico da leggere e chiediamo loro poi di svolgere su questo testo in modo autonomo un'attività, tra quelle appunto indicate. Ci ritroveremo con gli studenti il giorno successivo che hanno già letto a casa in modo autonomo il testo e chiederemo loro che cosa? Di sviluppare, diciamo, potremmo proporre una discussione semplice su alcune parole, sul loro significato per sviluppare il lessico, o potremmo stimolare una discussione, una conversazione sul significato di ciò che è stato letto, quindi chiarire concetti importanti, produrre inferenze, mettere in relazione con altri testi, con esperienza, anche con vissuto personale. E queste attività possono portare naturalmente alla realizzazione di un prodotto che, come dicevamo prima, può essere una semplice presentazione multimediale come anche un video. E noi andremo in questo caso quindi a valutare tutto il processo di apprendimento e naturalmente il prodotto realizzato. Un'altra metodologia che possiamo quindi seguire è quella proprio del dibattito. È molto interessante, infatti, proporre ad esempio un argomento su cui discutere e chiederemo, questo argomento possiamo porlo come forma di domanda ai nostri studenti e ponendo questa domanda chiederemo chi vuole porsi a sostegno della tesi oppure in posizione contraria. Così in tal modo divideremo la classe in due gruppi. E, forniremo poi una documentazione ai nostri studenti sull'argomento e chiederemo poi quindi di attuare questo dibattito mettendo in luce aspetti positivi e aspetti critici sul tema, seguendo naturalmente delle regole e dei tempi precisi. Al termine del dibattito viene valutata la prestazione dei due gruppi in termini di competenze acquisite. E questa metodologia può essere fatta su qualsiasi argomento che affrontiamo tematico in classe ed è molto importante perché insegna a cercare e selezionare le fonti con l'obiettivo di farsi una propria opinione rispetto all'argomento proposto, sviluppa competenze di public speaking ma anche di educazione all'ascolto, insegna ad autovalutarsi, accresce la consapevolezza culturale, l'autostima, sviluppa il pensiero critico, competenze trasversali e naturalmente l'apprendimento cooperativo. Se siamo in didattica a distanza, didattica digitale integrata, potremmo anche proporre un tema attraverso un link o una risorsa video e condividere una lista di domande. Se preferiamo dividere la classe a più gruppi, non soltanto in due, possiamo attribuire ad ogni gruppo una domanda sull'argomento. Gli studenti, quindi divisi in piccoli gruppi, saranno abbinati a una domanda
e dovranno trovare, formulare una risposta alla domanda, naturalmente facendo una ricerca e dovranno quindi predisporre una presentazione da presentare in classe ai propri compagni attraverso un portavoce. Questo farà sì che le risposte a tutte le domande sul tema forniranno la visione completa del tema e lo potremmo fare anche questo attraverso Padlet oppure Google Drive. Un'altra metodologia è quella della didattica per progetti. La didattica per progetti presuppone che l'apprendimento avvenga attraverso l'assegnazione di compiti reali, quindi orientati al raggiungimento di un obiettivo specifico. Lo studente si sente coinvolto nel progetto in quanto deve individuare i problemi, le procedure, i modelli, i linguaggi, le tecnologie e si rende conto che questo compito richiede non soltanto conoscenze, ma richiede anche delle competenze. Quindi si rende conto dell'utilità e quindi si sentirà maggiormente coinvolto. Gli studenti possono essere divisi in gruppi, in questo caso naturalmente è da prediligere che i gruppi siano eterogenei per competenze, per interessi, per attitudini e per talenti e il progetto naturalmente culmina con la realizzazione di un prodotto autentico. Ecco, questa didattica permette di sviluppare lo spirito critico, ma permette anche di utilizzare in modo critico le nuove tecnologie. Spesso ci lamentiamo dell'uso scorretto delle nuove tecnologie. Nella didattica per progetti le tecnologie servono per la ricerca, per l'analisi, per la presentazione delle proprie idee, del proprio progetto, quindi hanno un utilizzo reale. E attraverso questa didattica gli studenti imparano a collaborare e soprattutto cambia la relazione tra docente e studente, perché non è più il docente che trasmette il sapere e lo studente che l'acquisisce, ma lo studente costruisce il proprio sapere e l'insegnante in questo caso svolge il ruolo di tutor dell'apprendimento, di facilitatore dell'apprendimento, quindi aumenta l'interazione tra docente e studente oltre che tra studenti e naturalmente si sviluppano maggiormente le competenze della comunicazione. Ecco, le fasi fondamentali sono quelle di creare, come dicevo, gruppi eterogenei, proporre una serie di domande, quindi stabilire la struttura del progetto sull'argomento prescelto, fissare le tappe del progetto e valutare innanzitutto in itinere, quindi devono esserci delle valutazioni puntuali, dei feedback continui nelle varie fasi del progetto attraverso delle griglie di osservazione e poi naturalmente la valutazione del prodotto finale con una griglia di valutazione apposita. Questa didattica può essere utilizzata nelle lingue classiche per progetti tematici, interdisciplinari, anche naturalmente nell'ottica dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Possono essere utilizzati questa metodologia per la realizzazione di un video. Siamo nella fase dell'orientamento, potremmo chiedere allo studente di realizzare un video. Il progetto potrebbe essere realizza un video sul perché iscriversi ad un liceo classico, perché nel 2020 studiare latino e greco, e quindi realizzare un video di questo tipo è naturalmente una didattica per progetto, oppure realizzare naturalmente uno spettacolo teatrale. Ecco, vedete che la cosa fondamentale è, dicevamo prima, scegliere i propri contenuti e naturalmente avere un metodo. Progettare un'attività in didattica in presenza richiede metodo e forse ancora di più lo richiede una lezione in didattica a distanza o in didattica digitale integrata. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, abbiamo visto, è fissare gli obiettivi di apprendimento e definire i risultati di apprendimento attesi. La seconda fase è quella di strutturare la nostra azione, quindi scegliere la metodologia. Ecco, di metodologie ne abbiamo viste alcune, abbiamo visto la didattica per competenze, la didattica capovolta, abbiamo visto velocemente, ma in qualche modo la didattica per progetti. Quindi, una volta che scegliamo qual è la metodologia che vogliamo utilizzare, sperimentiamola. Una alla volta, il consiglio che io do è di sperimentare metodologia alla volta per non far confusione negli studenti, ma anche perché per capire qual è la più adeguata alla nostra classe. E poi scegliamo lo strumento da utilizzare a livello tecnologico e anche lo strumento di valutazione che ci permette di misurare i risultati di apprendimento attesi. Se ci vuole metodo, ci vuole una grandissima organizzazione. Ogni lezione
come nella didattica in presenza, tanto di più nella didattica a distanza, nella didattica digitale integrata, prevede una progettazione in ogni tempo. I primi minuti andranno infatti dedicati ai saluti e all'instaurazione di un rapporto. Abbiamo detto prima che una delle difficoltà principali è proprio l'assenza di relazione, di cui dobbiamo occuparcene già dall'inizio della lezione. Dobbiamo subito creare un clima empatico con i nostri studenti. Quindi dedichiamo i primi minuti proprio all'instaurazione di questo clima. Dopodiché proporremo un quiz rapido, un test di autovalutazione sui prerequisiti, che può essere fatto attraverso varie applicazioni. Lì nell'ultima colonna vedo indicate alcune. Sono applicazioni che permettono quiz rapidi che si svolgono anche in 2-3 minuti e che presenteranno domande sui contenuti chiave della lezione precedente. Poi si potrà attuare un'attività di brainstorming, quindi una proposta di una domanda aperta che prevede risposte aperte. Gli studenti esprimeranno la propria idea e al termine il docente leggerà e commenterà le varie idee emerse. Anche questo può essere fatto con varie applicazioni da Padlet, Google Drive, eccetera. E andrà, questa attività è molto importante perché naturalmente andrà a stimolare il coinvolgimento degli studenti sul contenuto che dobbiamo trasmettere. C'è poi la fase vera e propria di trasmissione dei contenuti e questa trasmissione cambia nella modalità a seconda della metodologia che avete prescelto. Se avete prescelto la metodologia della didattica capovolta, in questa fase vi dedicherete soprattutto al svolgimento di attività, perché il contenuto l'avete in qualche modo trasmesso nella modalità asincrona il giorno precedente alla lezione. E se invece scegliete una didattica per progetti, in questa fase lo studente sarà chiamato a realizzare il prodotto autentico. Se avete scelto di realizzare un dibattito, sarà questo il momento. Quindi la trasmissione dei contenuti che avviene in funzione della metodologia prescelta e che comunque di solito dovrà realizzarsi all'incirca in 15 minuti, perché abbiamo visto che la trasmissione dei contenuti dovrà comunque essere ridotta rispetto all'attività in presenza. E poi ci dovrà essere un'attività pratica che potrà essere individuale o collaborativa e alla fine un test di autovalutazione che può avvenire sempre come un quiz rapido e sui contenuti appresi come feedback immediato su quanto abbiamo trasmesso. Anche questo quiz di autovalutazione può essere realizzato attraverso l'utilizzo di diverse applicazioni. Ecco, l'ultima cosa importante da dire è che è importante anche che nella didattica digitale integrata venga creata una repository. Al di là che ci viene richiesto proprio per conservare tutti i documenti, naturalmente riguardanti il processo di insegnamento e apprendimento, è importante la conservazione dei materiali perché andranno a costituire un proprio dossier. Un dossier che sarà utile sia per l'insegnante, diciamocelo che quanta fatica ci ha richiesto andare a realizzare dei prodotti multimediali nella fase del lockdown, soprattutto per quei docenti che non avevano già dimestichezza con questi strumenti. Avere un proprio dossier vuol dire poter attingere ad esso, naturalmente modificarlo nel corso del tempo, integrarlo anche con i materiali che potrà mettervi in condivisione un altro collega. Il dossier sarà utile a voi stessi come, tra virgolette, banca dati, ma potrà essere utile anche agli studenti perché potrà costituire un materiale utile da proporre in modalità asincrona agli studenti nella fase del recupero del proprio apprendimento e quindi è un materiale che viene utilizzato in questo caso sia dai docenti che dagli studenti. Ecco, per chiudere io ritornerei alla frase iniziale con cui ho iniziato questo intervento nel quale appunto dicevo dietro ogni problema c'è un'opportunità. Ecco, la situazione emergenziale ci ha fornito proprio l'opportunità di riconsiderare la didattica delle lingue classiche e credo che sia un'opportunità da cogliere, certamente con tutte le difficoltà che abbiamo dovuto vivere, ma è un'opportunità da cogliere per far sì che il liceo classico viva e penso che insomma a questo ci teniamo tutti e sappiamo quanto il liceo classico insomma spesso stia soffrendo a livello di iscrizioni. Dobbiamo quindi cogliere questo momento
nella nostra vita appunto di difficoltà, per andare a in qualche modo riconsiderare quella che è la nostra didattica, integrare il digitale, non essendo prevenuti nel confronto del digitale, ma riconoscendo il valore aggiunto che esso può portare nel nostro processo di insegnamento e soprattutto nell'apprendimento degli studenti, perché spesso costituisce proprio il digitale costituisce un facilitatore nell'apprendimento dei nostri studenti. Ecco, io vi ringrazio per l'attenzione. Vi condivido il mio indirizzo email nel caso abbiate delle osservazioni a quanto detto, se vogliate approfondire insieme o anche condividere delle esperienze. Ecco, il mio indirizzo di posta elettronica è giorgia.menditto@posta.istruzione.it. Bene, ringrazio la professoressa Giorgia Menditto per questa bellissima relazione e saluto tutti i colleghi che sono online e hanno seguito questa bellissima esposizione. Che dire? La prima cosa che devo dire è che siamo in tantissimi. Che io sappia non mi è mai capitato di fare un incontro di formazione classica e di raggiungere queste cifre, siamo a più di 100 partecipanti. E quindi questo è estremamente interessante, professoressa Menditto. Lei è stata ascoltata non solo nel circuito di un compasso provinciale, ma addirittura nazionale, perché sono colleghi che sono in linea dappertutto, in tutta Italia. E la cosa interessante che è emersa è che è possibile. Io vorrei intanto rassicurare tutti i colleghi che hanno avuto un attimo di tremore nel sentire tutta questa innovazione formidabile che è stata proposta. Però è emersa una cosa molto chiara dalla sua relazione, e cioè che, cosa che sto dicendo ai miei insegnanti in continuazione, che ho ripetuto in tutte le sedi, questi strumenti hanno distinto in maniera netta il processo di insegnamento e di apprendimento che nella didattica in presenza spesso veniva confuso. Quante volte abbiamo attribuito a carenza di insegnamento il fatto che i ragazzi non imparassero, e quante volte i ragazzi hanno imparato nonostante un insegnamento che non stava in. Adesso questa cosa è nettissima e da un lato si chiede una grande preparazione da parte dell'insegnante, dall'altro però tutte le slide ultime che ho visto fanno riferimento a una dimensione etica della lealtà e dell'impegno da parte dei ragazzi. Ora è evidente che va cambiato qualche cosa nel nostro atteggiamento, va cambiata la logica con cui si è fatta scuola fino adesso. Ed è chiaro che non è facile questo lavoro, perché fino all'altro giorno noi abbiamo usato la grammatica per ridurre a fette gli allievi. Oggi invece dobbiamo usarla per ricostruirne il pensiero e la modalità di atteggiamento del mondo. Allora, noi che crediamo nella formazione classica abbiamo una bella sfida davanti. Non voglio entrare su tanti dettagli, dico soltanto ai colleghi che sono online che l'altro giorno mi sono telefonicamente intercettato e contattato con la direttrice generale, Sapalumbo. Le ho esposto le linee di un progetto che la professoressa Menditto già in parte aveva sentito da me, e cioè l'idea di creare una rete a livello di regione, cioè scolastico regionale e di Indire, per collegare insieme, almeno al momento, le tre delegazioni provinciali di Verona, Padova e Venezia dell'Associazione Italiana di Cultura Classica, e promuovere una serie di incontri online, speriamo domani anche in presenza, su queste tematiche, in cui è necessario, grazie alle quali è necessario focalizzare che senza una preparazione metodologica e senza una visione pedagogica, la vecchia impostazione dell'insegnamento delle nostre discipline non avrà più effetto. Noi non sappiamo come saranno i ragazzi del futuro. Abbiamo solo un obiettivo, che il rapporto con la cultura classica, con la dimensione umanistica che abbiamo ricevuto nella nostra cultura e nella nostra storia non vada perduta. Noi non possiamo disegnare i ragazzi del futuro, possiamo creare le piste perché entrino nel futuro con il bagaglio di, dico competenze, no, non mi piace, dico conoscenze, no, non mi piace, dico di quei profili interiori
che sono quelli che potranno ancora essere le chiavi che rendono meno meccanico, meno freddo, meno duro il rapporto tra l'uomo e il futuro. Perché l'umanesimo e i principi della dimensione classica non valgono per tutti. Tutto il resto mi interessa molto poco. Io sono felice di una cosa. I balbettii che da 30 anni io ho cercato di mettere nella metodologia dell'insegnamento delle lingue classiche, grazie anche a persone come Giorgio Menditto, giovani di entusiasmo, possono diventare qualcosa di concreto. A tutti noi, non l'impegno di demolire quello che è stato detto, ma di renderlo concreto, di correggerlo, di migliorarlo in un'ottica epistemologica di sviluppo scientifico di quello che è attualmente questo tipo di esplorazione che è stata attivata. Grazie Giorgia, grazie davvero. Sono felice che a Job, che è sempre stato il momento dell'istruzione, della formazione del lavoro, sia entrata la dimensione classica come partecipante a pieno titolo della dimensione dell'orientamento come bacino per il futuro. Grazie, grazie a tutti i colleghi. Giorgia, se vuoi salutarli, a te la parola. Ringrazio Grazie tutti ancora. della partecipazione e ringrazio il dottor Quaglia per l'esperienza anche per me arricchente, insomma, quindi ecco, vi ringrazio, anche per me è stato un bel momento e speriamo appunto che questo dialogo, che questo sia solo l'inizio di un dialogo che intraprenderemo, insomma, perché credo che insomma le lingue classiche è chiaro che ci teniamo. Bene, grazie Grazie, anche a buona Sara serata. Vedovato che è stata in regia. Possiamo chiudere la comunicazione. Giorgia rimanga in linea perché adesso Sara chiude la comunicazione.